Allora siamo in collegamento telefonico con Raffaele Padrone, che vediamo in questa telefoto che ci è appena arrivata, assieme agli amici della Protezione Civile nel campo base Friuli che si trova ad Amatrice e che è stato approntato in pochissime ore, subito dopo essere arrivati, con 250 posti letto. Vediamo ancora gli amici, Raffaele Padrone assieme appunto agli amici della Protezione Civile. Pronto Raffaele? Sì, direttore, salve. Ecco, ti sento. Mi trovo nel campo, come dicevi te Gigi, mi trovo in questo campo del Friuli Venezia Giulia, veramente grandi gli uomini della Protezione Civile, ma noi abbiamo già, ripeto, vissuto questa esperienza, quindi meglio di noi nessun altro. Fa molto freddo Gigi, siamo arrivati 5 minuti fa. Piove, ha piovuto tutta la giornata, fa molto freddo, mi auguro che facciano veramente qualcosa per questa gente perché fa tantissimo freddo, te lo dico io da qua, certo. Siamo abituati. Ti dico, ecco, diciamo subito che... No, scusa, perché sì. Voi, per quelli che si mettono così per la prima volta all'ascolto, nel senso che conoscono la storia, voi siete partiti da Pordenone domenica per, diciamo, combattere la Duchenne, questa malattia che colpisce i bambini piccoli. Ci sarà una giornata mondiale domenica, se non vado errato, no, domani in piazza San Pietro, con il Papa che interverrà a tal proposito in questa udienza. Voi siete partiti da Pordenone, avete fatto prima tappa a Ravenna, da Ravenna a Città del Castello questa mattina, siete ripartiti da Città del Castello, avete raggiunto Rieti e in 3, compreso te, siete saliti una sessantina di chilometri sino ad Amatrice, questo paese sconvolto e che poi purtroppo, dico, il biglietto della visita è tutto il terremoto. Cosa hai trovato? Chiaramente la zona rossa è delimitata, Gigi, però tutta la zona antica della città chiaramente è un accumulo di macerie, questa è la realtà. E come dicevo prima, noi siamo arrivati in questo momento, 5 minuti fa, il tempo di mandarti le foto, perché nel campo del Friuli Venezia Giulia è stato allestito, alla presenza qui del direttore Sulli di Palmanova, direttore e vice direttore, che erano a Roma e sono passati a fare questa inaugurazione, questa sala ludica per i bambini di Amatrice. E direi che la situazione è quella che abbiamo già vissuto, non dico niente di più. Certo che se le promesse, lo dico proprio a ragion di logica, se le promesse sono quelle di portarli via da qua, bene, perché qui, ripeto, è un clima come l'Alto Friuli, quindi piove, fa freddo, la situazione è questa, però c'è un'organizzazione che credo molto molto valida. Bene, allora io ti ringrazio anche per queste foto, domani me ne mandi altre, perché adesso tu ridiscendi a Rieti. Sì. Siamo a Terni. Scusa, no, Rieti a Terni, e questa mattina, e poi alle 3 del mattino salite in bicicletta per raggiungere ed essere domani mattina alle 8? Ultimi 100 chilometri per essere alle 8:30 in piazza a Roma. in piazza del Vaticano, in piazza San Pietro. Certo, domani alle 8, quindi gli ultimi 100 chilometri, guarda. Speriamo che insomma sia così. Ho forato, Gigi, ho forato a 7 chilometri da Terni, ho moccato, vabbè, fa parte del gioco. Però guarda, io ti ringrazio veramente, perché è facile, no, sorridere da qua e fare battutine, bisogna salire in bicicletta, farsi tutti questi belli chilometri, salire ad Amatrice e poi si può anche fare il sorrisino. Invece io ti dico grazie ancora una volta Raffaele, veramente grazie a te per quello che stai facendo per il gruppo della Duchenne, perché sei vicino a noi, quindi con il tuo contributo siamo con questi collegamenti e già fatto Pordenone e te come sempre. Grazie. A domani, grazie, ciao. E noi appunto rimanendo in tema, i bambini di Amatrice.